il rendiconto 2024 rappresenta non soltanto la chiusura dell'anno appena terminato, ma è una sorta di bilancio conclusivo di una stagione politica. E quindi cercheremo di fare alcune considerazioni generali sulle politiche di bilancio, con lo sguardo lungo anche oltre il 2024, per provare ad esprimere un giudizio generale sulla legislatura e per indicare alcune criticità che a nostro giudizio la prossima legislatura in prospettiva dovrà affrontare, sapendo benissimo che ci muoviamo in un contesto incerto nel quale alle criticità del sistema si aggiungono le incognite contingenti rappresentate dalle guerre, dalle politiche schizofreniche di Trump e i suoi nuovi dazi. Insomma, quello di oggi, Presidente Soranzo, dovrebbe essere un passaggio importante che chiude 15 anni di attività politica, e io penso che in questo passaggio l'assenza del Presidente Zaia sia una assenza grave, sia per rispetto di questo Consiglio regionale, che con l'approvazione di questo rendiconto chiude questa legislatura. Dico anche una mancanza di rispetto in riferimento al dovere che il Presidente Zaia ha, oltre agli assessori della Giunta, di rendere conto a questo Consiglio di cosa è stato fatto in questi 5 anni. Proveremo comunque a fare questo lavoro dal nostro punto di vista, con le difficoltà oggettive con le quali ci siamo misurati, devo dire, lungo tutta questa legislatura. La prima rappresentata dalla difficoltà frequente nel reperire le informazioni attraverso le richieste in commissione, attraverso omissioni nel confronto, e poi cercherò di dire perché, ma anche, devo dire, la difficoltà, ripeto, con la quale ci siamo misurati lungo tutta questa legislatura nel livello del confronto democratico dentro quest'Aula, all'interno delle istituzioni. L'assenza del Presidente, dicevo, certamente ha contribuito a rendere meno importante, meno proficuo il confronto tra di noi, ma devo dire che questa assenza non è stata sostituita da una dialettica politica all'interno di quest'Aula. Diciamo che in generale il metodo della delega in bianco, quello che questa maggioranza in tutta la legislatura ha attuato nei confronti dell'assenteista Presidente Zaia e della Giunta, è un metodo che a noi non piace, non ci convince. Quindi anche quest'anno proveremo a fare il nostro lavoro e a dire cosa ne pensiamo di questo rendiconto 2024. Parto esattamente da dove ha terminato la relatrice. Ha ragione la collega quando dice che i conti del nostro bilancio sono in ordine, anzi direi in super ordine, collega Cestaro. È un dato positivo, indubbiamente. La responsabilità che abbiamo sulla tenuta della finanza pubblica è oggettivamente un argomento politico che racconta però la priorità che questa amministrazione ha avuto, perché è dal 2015 che c'è stato un impegno significativo per recuperare il disavanzo accumulato negli anni precedenti. E quindi sì, la Corte dei Conti è contenta, lo Stato è contento, perché questa Regione si è impegnata per recuperare il disavanzo. E però questo, Assessore Calzavara, apre la prima grande questione politica che nel bilancio 2024 raggiunge l'apice, ma che si è sviluppata dentro tutti i bilanci di questa legislatura e che ho provato più volte a sottoporre alla sua attenzione, perché vede, le politiche di austerity di bilancio devono essere coerenti con la fase economica che stanno attraversando. Vi ricordate quando ci lamentavamo delle politiche di austerity dell'Unione Europea negli anni della crisi economica? Ecco, la Regione del Veneto in questi anni di crisi economica, ha adottato esattamente lo stesso metodo, perché in questi 15 anni si sono attraversati certamente stagioni diverse, ma almeno negli ultimi 10 le politiche di bilancio sono sembrate sempre le stesse, impermeabili ai cambiamenti in corso. Politiche di austerity, di risparmio, di recupero del deficit. E allora io dico, bravi tecnici che hanno tagliato, ma la politica dove è stata in questi 5 anni? Perché atteso che le risorse finanziarie sono insufficienti rispetto ai bisogni, l'individuazione di quelli da soddisfare e la misura in cui soddisfarli è frutto della scelta politica. E l'unica scelta politica in questi 5 anni di questa amministrazione è stato tagli, tagli, tagli.
tant'è che il risultato di amministrazione è addirittura positivo per 2 miliardi di euro. L'avanzo di competenza è positivo per 480 milioni, cioè in una fase in cui i bisogni delle persone esplodono anche in questa regione, noi ci siamo permessi il lusso di avere un risultato d'amministrazione positivo per 2 miliardi. Ci siamo permessi il lusso di avere un avanzo di competenza di quasi mezzo miliardo. E allora io su questo vorrei chiedere, a proposito di omissione di informazioni e di politiche di bilancio di austerity, calcolando che siamo dentro un percorso di rientro dal debito e ripianamento del debito, io chiedo esattamente per quale ragione, Assessore Calzavara, nel bilancio 2024 avete scelto di accantonare 166 milioni per futuri pagamenti di FAL, cioè del Fondo Anticipazione Liquidità, senza che questo fosse né richiesto né necessario. Io non riesco a spiegarmelo e non riesco a spiegarmi perché di questo fatto non c'è stata data notizia in Commissione, non c'è una delibera di giunta che lo spiega, è una decisione assunta da chi e per quale ragione. Perché abbiamo oltre 1 miliardo di debito con lo Stato per il Fondo Anticipazione Liquidità. Abbiamo un piano di rientro trentennale con delle rate definite anno per anno. Allora io vorrei sapere perché nel 2024, anziché utilizzare questi 166 milioni per i bisogni delle persone, avete deciso di accantonarli nel bilancio. Io non so se sia perché davvero si vuole pagare di più, perché la Corte dei Conti ce lo chiede, sa relatrice, ci dice siete talmente bravi che potreste anche dare un po' più di soldi nel rientro del debito. Allora io non so se, malgrado gli impegni e le obbligazioni ci fermassero a una quota, noi abbiamo accantonato, cioè bloccato, cioè non spesi, tenuti nel cassetto, 166 milioni, perché davvero vogliamo fare come la Corte ci chiede, e cioè di accelerare nel rientro del debito. Non so se sia perché siete preoccupati negli anni futuri di non riuscire a ripagare il debito e quindi fate, come si dice, il classico tesoretto, o se sia semplicemente per portarsi avanti un po' di utile. Attendo una risposta, così come vorrei sapere perché su questo elemento non c'è stata una discussione in quest'Aula. Cioè a qualcuno di voi hanno chiesto se 166 milioni possono essere tenuti nel cassetto senza nessun obbligo o se magari ci potevano essere altre necessità a cui rispondere con questi soldi? È una scelta, Assessore, quello di mettere via i soldi, una scelta politica da spiegare. Chiederei anche di chiarire con che metodo è stata assunta, se l'hanno decisa i tecnici, e io credo anche da discutere e ridiscutere in questa sede, perché è ovvio che la Corte dei Conti è contenta se noi ripaghiamo il debito ancora più velocemente di quello che saremmo obbligati a fare, ma i cittadini del Veneto, ai quali stiamo negando una serie di servizi, forse sono meno contenti. E lo dico perché su questo piano si apre anche un vero problema di trasparenza in questa regione, colleghe e colleghi. Perché io i bilanci di questa regione me li sono letti sempre tutti, ma ci sono una serie di elementi, di dati e di fatti ai quali è impossibile arrivare leggendo i resoconti del bilancio. Farò alcuni esempi. È la sanità, Assessore Lanzarin. No, ma vada dove ritiene, ci mancherebbe. Sì, sì. Sui conti della sanità in questa regione è impossibile fare delle valutazioni. Abbiamo chiesto per anni che il bilancio di azienda zero fosse discusso sia dalla quinta che dalla prima commissione, ovviamente inascoltati. E per quanto compete ai consiglieri della regione del Veneto, il bilancio della sanità è un numero che entra e un numero uguale che esce. Ci sono dati pochissimi elementi per poter valutare come quelle risorse sono spese, dove sono accantonate, chi assume le decisioni di spesa di quelle risorse. E stiamo parlando del bilancio della Regione del Veneto. Ma scusate,
Ma se stiamo discutendo che l'80% delle risorse viene speso e investito sulla base di decisioni che vengono assunte lontano da qui, ma di cosa stiamo parlando? E cos'è che non vediamo, Assessore Lanzarin, dentro quei bilanci? E non ci basta leggere 3 righe della Corte dei Conti per cavarcela. Non vediamo che ci sono determinate ULSS che sono strutturalmente in deficit, ma non è che lo scopriamo alla fine col bilancio di rendiconto, lo scopriamo già nel bilancio preventivo, perché quelle ULSS che chiudono i bilanci in rosso ve lo dicono all'inizio dell'anno. Con le risorse che ci avete assegnato noi non arriviamo a fine anno. E voi, anziché assegnare loro le risorse necessarie, le tenete volutamente in deficit per i 12 mesi e iniziate ad aprile, a maggio, a mandare comunicazioni dalla direzione di Azienda Zero dicendo: siete in rosso, dovete tagliare i servizi. Altro che coraggiosi, il cuore oltre l'ostacolo. Quei dirigenti sono costretti da aprile a smettere di acquistare farmaci in ospedale, sono costretti a posticipare le assunzioni, sono costretti a sospendere gli acquisti, ci sono le delibere, i decreti dei direttori che lo dicono. E poi però, siccome siamo bravi a tenere i conti in ordine perché ci piacciono gli applausi della Corte, a fine anno, con il tesoretto che avete accumulato dentro Azienda Zero, coprite il buco di bilancio, potendo dire: i conti della sanità del Veneto sono in ordine, ma sono in ordine sulla base di tagli a servizi, acquisti e personale che durante tutto l'anno si sviluppano soprattutto in quei contesti che invece avrebbero più bisogno, perché disagiati o perché più complessi. E guardate, io non ho dubbi che sia complicato tenere in pareggio i conti della sanità, anche in questa regione. Non può essere diversamente se le risorse nazionali non bastano di fronte ai bisogni crescenti. Ma se i bisogni crescono e non crescono proporzionalmente i trasferimenti dello Stato, consigliera relatrice, ma di fronte a un fondo sanitario nazionale di 10,5 miliardi per una regione di 5 milioni di persone, ma può essere che la regione del Veneto investa solo 12 milioni di risorse proprie per finanziare il perimetro sanitario? E infatti si vedono i risultati. E infatti si vedono i risultati, consigliere Favero. E infatti si vedono i risultati. Posso finire, collega? Non vedo l'ora di sentirla intervenire in discussione generale. E l'ascolterò ovviamente con molta attenzione. Ed è la stessa cosa che sta accadendo, lo stesso problema col quale ci stiamo confrontando rispetto alle liste d'attesa, su cui anche la Corte dei Conti è tornata, ricordandoci che dei 52 milioni che lo Stato ha dato alle regioni per recuperare le liste d'attesa, la stragrande maggioranza di queste risorse sono state assegnate al privato accreditato, un po' a denti stretti, ma l'ha detto il procuratore collega, che conferma esattamente quello che sosteniamo da tempo, che attorno alla gestione delle liste d'attesa, anche attorno alla gestione delle liste d'attesa, c'è una mancanza di trasparenza. Tant'è che la gente si arrabbia quando fate le conferenze stampa in cui spiegate che non si aspetta più per una prestazione. Non so se l'avete notato, perché le persone possono avere fiducia in un leader, ma quando si sentono prese in giro si arrabbiano. E allora provi, Assessore, a fare una telefonata al CUP, a farsi mettere in pregalleggiamento, che non risulta dalle vostre classifiche, e nel frattempo la ricetta scade e dopo è colpa del medico perché la ricetta non è stata applicata, era una prestazione inadeguata. Ma fatelo questo esperimento, anziché continuare a fare le conferenze stampa in cui ci spiegate che le liste d'attesa non esistono più. E le persone non capiscono questo modo di, come dire, contrastare una realtà oggettiva. Con le colleghe riceviamo ogni giorno messaggi di persone che ci dicono da quanti giorni aspettano un ecodoppler, una risonanza. Sembrate su Marte quando fate le conferenze stampa per avere gli applausi, per raccontare numeri
che non sono quelli che vengono fuori dal vostro database, raccontano della vita delle persone, altro che Corte dei Conti e sanità in equilibrio. E la stessa cosa, giusto per seguire gli argomenti che ha toccato la relatrice, potremmo dire delle case di comunità. Io non so quali siano e dove siano le 60 case di comunità già aperte, 40, quante sono, io non le so. Io vorrei andare a vedere cosa si fa dentro queste fantomatiche case della comunità che nei vostri documenti sono aperte, ma che nella realtà sono muri dove non c'è dentro nessuno. Malgrado il governo vi abbia dato diversi milioni per fare le assunzioni, le avete fatte, ma non si sa dov'è quel personale. Allora ditemi, cioè approfitto della presenza dell'assessore, facciamo, ma non ci fa ridere, no, veramente a me non fa tanto ridere, non è da battuta, è una roba seria. Facciamo una commissione quinta che va a verificare dove sono queste 40 case di comunità, quante ore sono aperte, che professionisti ci sono dentro. Perché a me non risulta, dalla base degli accessi agli atti che abbiamo fatto dopo 1000 peripezie e 1000 rimbalzi per avere le risposte, che le persone assunte con i fondi che il governo aveva messo a disposizione per case di comunità e ospedali di comunità stiano lavorando dentro le case di comunità e gli ospedali di comunità. La trasparenza, dicevamo. Quindi c'è un problema, abbiamo dei problemi enormi che a me pare quasi incredibile dover affrontare con persone che raccontano dei fatti basandosi sulla relazione delle Corti dei Conti, ma che evidentemente non hanno l'abitudine di misurarsi con i problemi delle persone. E poi, e chiudo perché, ecco, è tornata la vicepresidente De Berti, chiudo proprio perché è un bilancio di rendiconto che sì, chiude, diciamo, la legislatura, per dire alcune parole sulle due grandi scommesse politiche che questa amministrazione regionale ha fatto in questi 5 anni, che infatti arrivano, come dire, con i loro nodi al pettine esattamente in questo rendiconto. La prima ovviamente è la strada pedemontana veneta. Ora, Vicepresidente De Berti, onestamente, io ho ascoltato ogni singolo intervento a difesa della strada pedemontana veneta, i suoi, quelli del Presidente Zaia, addirittura quelli dell'assessore Calzavara. Abbiamo anche richiesto più volte di poter svolgere una prima commissione apposta ad hoc per poterci confrontare sul tema della pedemontana. A proposito di trasparenza, richiesta scritta che abbiamo fatto diversi mesi fa e che non è mai stata accolta, perché se uno vuole dirle le cose, trova i luoghi giusti dove il confronto democratico può avvenire. Allora io mi chiedo, mi rivolgo anche al Presidente Ciambetti, se secondo lei è normale che dei colleghi, dei consiglieri richiedono la convocazione di una commissione per discutere di un argomento e dopo mesi questa richiesta viene ignorata. E quindi ci tocca farlo qua. Ci tocca farlo qua. Io ho ascoltato, dicevo, tutti gli interventi in difesa della pedemontana. Non parlerò dell'utilità dell'opera. Ognuno ha la propria opinione. Non vorrei neanche parlare delle responsabilità storiche, perché so che ho sentito alla relatrice piace molto dire colpa di chi c'era prima, del governo Renzi, del governo Prodi, del governo Conte, quello che volete. Non importa. Non vorrei che questa fosse la sede. Vorrei però, Vicepresidente De Berti, parlare dei numeri. Facciamo finta che non è colpa di nessuno. Quelli oggettivi, quelli che stanno scritti già in questo bilancio e che saranno scritti nei prossimi di bilancio, in riferimento ai canoni e ai pedaggi, solo perché solo con numeri certi e chiari in mente si può rispondere alla domanda vera: ma la strada pedemontana veneta
deve essere accettata ad ogni costo, cioè indipendentemente da quanto ci costa, perché una cosa può essere carina, utile, importante, ma se costa uno sproposito, evidentemente questa è una valutazione che si può cambiare. E allora, per rispondere con serietà alle domande di prima, se è un'opera utile e di chi è la responsabilità, dobbiamo partire dai numeri reali. E i numeri reali, Assessore De Berti, ci dicono che le ipotesi riportate nel prospetto del terzo atto convenzionale non esistono più. Quello schema che voi continuate a raccontarci, dopo 9 anni andremo in pareggio, è uno schema smentito dai fatti. E mi chiedo perché, a proposito di tenuta dei conti, nessuno ci abbia fornito il nuovo prospetto. Cioè, una volta che quella roba lì non sta andando come ci eravamo detti, e poi le responsabilità le vedremo nel 2017, ma quando è che ci direte in realtà quanto ci costerà secondo le vostre stime aggiornate? Perché guardate, c'è un problema se nel 2024-25 vi aspettavate di incassare dalla Pedemontana 185 milioni e ne incassate 140. E io ho aspettato, Assessore Calzavara, i dati di maggio su maggio. Sa quanto è stato l'incremento di traffico maggio 24 e maggio 25? Ed se non me li dà, devo aspettare che... E adesso è sempre un mese in più. È sempre un mese in più. Sa quanto è stato l'incremento in un anno di operatività della Pedemontana? Del 15% del flusso di traffico. Ma io, guardi, il punto è che la fede si professa in chiesa. Siccome la Corte dei Conti ci chiede i bilanci, lei non può continuare a venir dire in quest'Aula che sulla Pedemontana dobbiamo avere fede, deve darci i numeri dei bilanci, tanto che quei numeri di bilancio che ci avete dato ci raccontano che per 3 anni la Pedemontana non ci costerà, come diceva il terzo atto convenzionale, qualche milione di euro, ce ne costerà 150. Allora io mi chiedo, se c'è una distanza così larga tra quello che sta scritto nel terzo atto convenzionale e quello che si sta verificando, possiamo più o meno ottimisticamente, più o meno fideisticamente, almeno avere un'idea di quanto costerà questa Pedemontana? Perché è vero che gli incassi da pedaggio stanno leggermente aumentando. Nel primo anno di gestione sono aumentati da maggio a maggio del 15%. Possiamo anche ipotizzare che in futuro crescano di più, non per 30 anni chiaramente, perché i flussi di traffico crescono all'inizio, poi a un certo punto si fermano, ma il ritmo di crescita del canone sarà sempre maggiore del ritmo di crescita dell'incasso da pedaggi, anche nelle ipotesi più ottimistiche e più fideistiche, ed è quello che abbiamo visto in questo primo anno. La distanza è incolmabile. Allora io mi chiedo, calcolando che i numeri del terzo atto convenzionale non stanno più nella realtà, siamo in grado di sapere più o meno quanto ci costerà? Più o meno, Perché delle due l'una, Assessore. O queste stime sui 30 anni non le avete e appunto vi affidate a posizione di fede, e sarebbe molto grave, oppure siete degli irresponsabili rispetto all'impatto che questa scelta avrà sui bilanci della nostra regione. Non c'è una terza via. Dunque non mi interessa neanche la responsabilità della scelta, l'utilità dell'opera. Sto chiedendo chiarezza nei conti in sede di approvazione del rendiconto, dove già sono messi a bilancio, invece dei 3,5 milioni di perdita che prevedeva per il primo anno il terzo atto convenzionale, 44 milioni di perdita il primo anno, anzi i primi 10 mesi dell'anno. L'altra grande scommessa su cui avete investito in questa legislatura e che purtroppo vedrà
l'inaugurazione dell'inizio dell'evento olimpico, come dire, alla presenza del nuovo presidente di regione, è appunto la scommessa che avete fatto sui giochi olimpici. Anche su questo, relatrice Cestaro, ci sono delle questioni che davvero non proprio, lo dico proprio a lei perché rappresenta quei territori, ci sono delle questioni che non possono passare come un va tutto bene Madama la Marchesa, ma cosa volete che sia? Proprio chi viene da quei territori e sa l'impatto anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale che quegli interventi stanno avendo. Quando mi parla di consumo di suolo non mi può parlare delle strade, perché lo sappiamo tutti che il dramma del consumo di suolo di questa regione non è una strada in più o in meno, o non è solo quello, no? Però siccome dobbiamo vivere nel paese delle meraviglie, ci crediamo anche a questa cosa qua. Allora, dicevamo gli Olimpiadi. Ogni volta che parliamo di Olimpiadi, parliamo di dati sul nulla, le previsioni dell'università, i calcoli degli esperti e i miliardi di PIL che arriveranno. Lo speriamo, confidiamo che sia così e diciamo faremo di tutto perché le cose vadano meglio, ma intanto ad oggi cosa costano le Olimpiadi alla nostra regione e quali saranno gli impatti sui bilanci del futuro? Parlo di soldi come fa la Corte dei Conti, no? Se dice che siete bravi, almeno mettiamo in chiaro queste cose. Allora, intanto 32 milioni a debito li abbiamo già messi a bilancio perché sono alcuni interventi infrastrutturali che dovremo fare in occasione dell'evento olimpico. Peraltro, relatrice, 32 milioni sono tutti interventi nel comune di Cortina d'Ampezzo, a proposito dell'importanza dei Giochi Olimpici per investire sulla montagna bellunese. Il vostro investimento sulla montagna bellunese in termini di risorse regionali è un investimento nel comune di Cortina. Grazie. Poi ci sono le garanzie che stiamo già dando. 99 milioni e mezzo per già completamente accantonati, sempre per la logica finché ce li ho li metto via perché chissà se arriverò al 2026 con i soldi disponibili, per l'eventuale deficit della fondazione, 27,5 milioni per l'eventuale deficit della fondazione per i giochi paraolimpici, accantonamento per cui manca ancora almeno 2 rate se non ricordo male, 11 milioni mancano, e poi 27,5 milioni per la lettera di patronage sempre per la gestione dei giochi. Cioè sono circa 150 milioni che noi abbiamo messo a garanzia. Premesso che la Corte dei Conti sostiene che guardando i bilanci della Fondazione, malgrado il miglioramento dei conti, dice la Corte dei Conti, è molto improbabile che l'ente si chiuda in attivo e che possa recuperare il debito accumulato, la Corte dice. Quindi già questi sono risorse che se dovremo pagare ci costerà. Se non dovremo pagare, noi per 7 anni teniamo bloccati 150 milioni del bilancio regionale. Ma poi, a proposito di legacy, che va di moda usare questa parola per indicare cosa succederà dopo, non è ancora chiaro quanto ci costerà la legacy dei Giochi Olimpici, tant'è che a ogni variazione di bilancio l'assessore aggiunge 500 mila euro di qua, 1 milione di euro di là, e la pista da bob, e i medici aggiuntivi, e l'altra cosa cos'era, il centro, Casa Cortina, anche su questo. Ma a voi sembra normale, a pochi mesi dall'inizio delle Olimpiadi, non avere una quantificazione, un prospetto di quanto poi costerà mantenere alcune strutture? E infine, sempre alla relatrice e all'assessore, io ricordo che la prima volta che il presidente Zaia ha parlato in quest'aula di Olimpiadi, dopo ovviamente aver detto il PIL, i miliardi, che poi sarebbe da vedere come viene anche distribuito questo eventuale PIL,
quanto i cittadini veneti troveranno di benessere e di beneficio da queste miliardi di PIL. Sa quanto costa una camera d'albergo a Dobbiaco nei giorni delle Olimpiadi? Di 3 stelle? Costa 400 euro. Allora, se è questo il PIL, diciamo che è meglio se ci facciamo una riflessione, ragioniamoci sopra, perché i numeri aggregati possono dire tanto, ma possono anche non dire nulla. Quindi, ma la prima volta che il presidente Zaia ci spiegava che l'università aveva detto che si sarebbero generati miliardi di PIL attraverso i giochi olimpici, ha anche detto e poi è un'occasione storica per il Veneto, perché finalmente realizzeremo 2 varianti fondamentali per quei territori, la variante di Longarone e la variante di Cortina, che da decenni aspettiamo che vengano realizzati. Abbiamo finanziato tutto, abbiamo trovato i soldi per la pista da bob, ma indovinate per cosa non abbiamo trovato i soldi? La variante di Longarone non verrà realizzata prima dei giochi, forse inizierà dopo e il finanziamento c'è. La variante di Cortina non è neanche finanziata, tant'è che nella relazione la stessa Corte dei Conti dice se mai si farà dopo il 2030 e la stessa Corte dei Conti, forse ha letto qualche riga sì e qualche riga no, consigliera Cestare, ha detto questi fatti ci portano la Corte a ipotizzare che difficilmente questi interventi verranno realizzati, difficilmente questi interventi verranno realizzati. Allora noi abbiamo chiesto un sacrificio a un territorio, anche, ripeto, sotto il piano dell'impatto ambientale di alcune opere, promettendo loro che avremo finalmente risolto il problema dell'accesso a quel luogo stesso. E rischieremo, alla fine della grande operazione olimpica, che avrà portato nelle tasche di pochi tanto PIL, di non dare loro neanche quelle 2 cose che aspettano da decenni. Ora, questo racconta non tanto di come dire, su ogni cosa ci sia da ridire, ma di come esista una distanza siderale tra quelle cose che vedete voi e le cose che vediamo noi, colleghe e colleghi. Perché è davvero incredibile che non ci sia mai una voce critica, una richiesta di forme, una discussione dialettica dentro quest'Aula. Stiamo approvando un rendiconto che mette via 2 miliardi, che accantona 1,5 miliardi in poste, diciamo, su alcune delle quali ci sarebbe molto da dire. Stiamo lasciando un'eredità, non dico pesante, ma di sicuro incerta a chi verrà dopo di noi, perché questa logica che finita la stagione di Zaia può morire Sansone e tutti i Filistei inizia ad essere imbarazzante. Ovviamente tutto senza che il Presidente si degni di venire in quest'Aula, siamo abituati. Penso che sia il Presidente più assenteista della storia repubblicana. Stiamo discutendo e non abbiamo certezza su cosa produrranno i numeri che in questo rendiconto noi vediamo e che anche la Corte, e devo dire anche qualche esponente del centrodestra fuori da quest'Aula, ha avuto il coraggio di mettere in evidenza come criticità. Allora, o noi usciamo dall'acquario nel quale siamo immersi, in cui siete abituati sempre e solo a dire di sì e alzare la mano, oppure io credo non facciamo un buon lavoro per il Veneto.